Benvenuti a tutti, iniziamo a pregare la tredicina di Sant'Antonio. Possiamo rimanere a sedere. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. O Signore, che hai reso Sant'Antonio apostolo del Vangelo, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Dio Onnipotente, che hai reso Sant'Antonio operatore di pace e di fraterna carità, guarda le vittime della violenza e della guerra. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Dio Onnipotente, che hai concesso a Sant'Antonio il dono delle guarigioni e dei miracoli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Signore, che hai fatto di Sant'Antonio un infaticabile predicatore del Vangelo sulle strade degli uomini. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Dio Onnipotente, che hai concesso a Sant'Antonio di ricongiungere anche le membra staccate dal corpo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Signore Gesù, che hai reso Sant'Antonio grande maestro di vita spirituale, fa che possiamo rinnovare la nostra vita osservando il Vangelo e rendici promotori di vita spirituale per i nostri fratelli. gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, che hai dato a Sant'Antonio la grazia incomparabile di stringerti come bambino tra le sue braccia. Benedici i bambini e fa che crescano buoni e sani e vivano nel santo timore di Dio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù misericordioso,
che hai dato a Sant'Antonio sapienza e doni per guidare le anime alla santità per mezzo della predicazione. Fa che ci accostiamo con umiltà e fede al sacramento della riconciliazione, grande dono del tuo amore per noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Spirito Santo, che in Sant'Antonio hai dato alla Chiesa e al mondo un grande maestro della sacra dottrina. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Signore, che sei il padrone della Messe, per intercessione di Sant'Antonio, Manda molti consacrati e sacerdoti nel tuo campo, riempili del tuo amore e ricolmali di zelo e di generosità. gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, che hai chiamato il Papa Francesco ad essere pastore universale, Per intercessione di Sant'Antonio, sostienilo e confortalo nella sua divina missione. gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Dio Trinità, che hai dato a Sant'Antonio la grazia di conoscere, amare e glorificare la Vergine Maria, Madre di Gesù e Madre nostra. Concedi a noi di accostarci sempre fiduciosi al suo cuore di madre, per poter meglio servire, amare e glorificare te che sei l'amore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Signore, che hai concesso a Sant'Antonio di andare incontro a sorella morte con animo sereno, Orienta la nostra vita a te, assisti i moribondi, dona la pace eterna alle anime dei nostri fratelli defunti. gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sant'Antonio prega per noi. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà.
Padre fonte della vita, pietà di noi. Figlio parola fatta carne, Spirito Santo fuoco dell'amore. Antonio da Lisbona, prega per noi, disprezzatore della gloria mondana. Studioso assiduo delle scritture. Docile ascoltatore della voce dello Spirito. Entusiasta seguace di Francesco. Ardente di zelo missionario. Martire di desiderio. Obbediente alla volontà del Signore. Umile servo dei fratelli. Ricercatore del silenzio. Amante della contemplazione. Uomo di preghiera. Annunciatore instancabile della parola di Dio. Strenuo lottatore contro le eresie. Evangelista dei poveri. Denunciatore dei mali della cristianità. Profeta ardente della santità della Chiesa. Fustigatore dell'usura e dei vizi. Franco accusatore dei prepotenti. Dolce consolatore dei poveri. Difensore degli innocenti. Predicatore schietto della verità. Evangelizzatore dei lontani. Testimone con la vita della parola annunciata. Dottore evangelico della Chiesa. Sapiente conoscitore delle Scritture. Maestro di teologia nell'ordine francescano. Vero frate minore. Seguace della povertà di Francesco. Obbediente in ogni richiesta del Signore.
Uomo dal cuore puro e compassionevole, apostolo zelante della salvezza dei fratelli, confessore instancabile dei peccatori, scrutatore dei misteri divini, tenero amico del bambino Gesù, cantore della passione del Signore, discepolo di Gesù povero e crocifisso, innamorato della Vergine Maria, uomo di fede che hai sorriso alla morte, glorioso santo dei miracoli, intercessore per i bisognosi presso il Signore, santo che tutto il mondo ama, protettore dei bambini, fratello che ascolti il grido dei sofferenti, amico che fai trovare le cose smarrite, gloria ed esempio dei frati minori, patrono delle nostre contrade, Antonio di Padova. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Preghiamo. O Dio, Padre buono e misericordioso, che hai scelto Sant'Antonio come testimone del Vangelo e messaggero di pace in mezzo al tuo popolo, ascolta la preghiera che ti rivolgiamo per sua intercessione. Santifica ogni famiglia, aiutala a crescere nella fede e conserva in essa l'unità, la pace e la serenità. Benedici i nostri figli, proteggi i giovani, soccorri quanti sono provati dalla malattia, dalla sofferenza e dalla solitudine. Sostienici nelle fatiche d'ogni giorno, donandoci il tuo amore, per Cristo nostro Signore. Benediciamo il Signore. I cieli narrano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera sua. Alleluia, 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 alleluia.
ci dà il messaggio, la notte alla notte ne trasmette notizia. Non è linguaggio, non sono parole di cui non si oda il suono. I cieli narrano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera sua. Alleluia, 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 alleluia. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Questa sera, riuniti insieme dalla devozione a Sant'Antonio, celebriamo la solennità del corpo e del sangue del Signore Gesù. A tutti voi devoti del Santo, il nostro benvenuto e un saluto particolare ai gruppi dell'Ordine Francescano Secolare, della Milizia dell'Immacolata, del gruppo di preghiera Padre Pio. Rinnoviamo la nostra fede nel grande mistero dell'Eucarestia e vogliamo disporci a viverlo chiedendo perdono dei nostri peccati. Signore, che nell'Eucarestia sei fonte e culmine di tutta la vita cristiana, Kyrie eleison. Cristo, che nel pane spezzato sei nutrimento che ci sostiene nell'esodo verso la nuova Gerusalemme, Christe eleison. Signore, che nel vino versato sei bevanda che rinvigorisce in noi la vita divina, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria, gloria. Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli. Io sono tuo servo, figlio della tua schiava. Tu hai spezzato le mie catene. Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, Cristo è venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, attraverso una tenda più grande e più perfetta,
non costruita da mano d'uomo, cioè non appartenente a questa creazione. Egli entrò una volta per sempre nel santuario, non mediante il sangue di capri e di vitelli, ma in virtù del proprio sangue, ottenendo così una redenzione eterna. Infatti, se il sangue dei capri e dei vitelli e la cenere di una giovenca, sparsa su quelli che sono contaminati, li santificano, purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo, il quale, mosso dallo Spirito Eterno, offrì se stesso senza macchia a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere di morte, perché serviamo al Dio vivente? Per questo egli è mediatore di un'alleanza nuova, perché, essendo intervenuta la sua morte in riscatto delle trasgressioni commesse sotto la prima alleanza, coloro che sono stati chiamati ricevano l'eredità eterna che era stata promessa. Parola di Dio. Ecco il pane degli angeli, pane dei pellegrini, vero pane dei figli, non deve essere gettato. Con i simboli è annunziato, in Isacco ha dato morte, nell'agnello della Pasqua, nella manna data ai padri. Buon pastore, vero pane, o Gesù, pietà di noi, nutrici e difendici. Portaci ai beni eterni, nella terra dei viventi. Tu, che tutto sai e puoi, che ci nutri sulla terra, conduci i tuoi fratelli alla tavola del cielo, nella gioia dei tuoi santi. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice il Signore. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Alleluia, Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, Signore. Il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?» Allora mandò 2 dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua. Seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro dice: dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli?» Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi. I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo».
Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite, fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. Parola del Signore. Si deve fermamente credere e confessare con la bocca che quel corpo che la Vergine partorì, che fu inchiodato alla croce, che giacque nel sepolcro, che risuscitò il terzo giorno, che salì alla destra del Padre, è realmente presente nell'Eucaristia che la Chiesa ogni giorno celebra. Sono parole di Sant'Antonio che esprimono la sua e la nostra fede. Una presenza che era negata dagli eretici del suo tempo. È ben noto il miracolo della mula, affrescato anche nella nostra chiesetta del Santuario del Noce. A Sant'Antonio era stata fatta una sfida particolare dal capo di un gruppo di eretici. Gli aveva detto: io non credo, ma se tu compi un miracolo, ad esempio, che io tengo la mia mula digiuna per 3 giorni e poi la portassi davanti alla Chiesa e ci fosse qualcosa che indica che nel Santissimo Sacramento, come tu dici, c'è veramente il corpo di Gesù, io crederei. Sant'Antonio accoglie questa sfida singolare e, terminata la messa, si presenta fuori della chiesa con l'ostensorio, con l'Eucarestia, e gli eretici hanno portato la mula affamata, ma questa, all'invito del santo, disdegna la biada, che pure le è messa davanti, e si inginocchia. Con il gesto dell'animale, Sant'Antonio riguadagnò alla fede gli eretici. Noi non abbiamo bisogno di miracoli, anche se il Signore ogni tanto compie dei miracoli a rinsaldare la nostra povera fede, e anche la solennità odierna è legata proprio a un miracolo eucaristico, quello di Bolsena. Non abbiamo bisogno di miracoli, e se siamo qui questa sera, come del resto ogni volta che partecipiamo all'Eucarestia, è perché sappiamo e crediamo che Gesù veramente si rende presente con il suo corpo e con il suo sangue. Mistero grande, incredibile, che tante volte rischiamo di vivere con leggerezza, con superficialità. Per questo la Chiesa ha voluto la solennità del corpo e sangue del Signore, per risvegliare in noi lo stupore e la gratitudine per un così grande dono. E veniamo ai testi della Messa che abbiamo appena ascoltati. Questi testi, che sono quelli dell'anno B del ciclo liturgico, mettono in luce una delle dimensioni portanti dell'Eucarestia, quella del sacrificio. Spesso dell'Eucarestia si sottolinea di più la dimensione della convivialità, della cena, del banchetto, della comunione, il che è vero, ma sarebbe riduttivo pensare la messa solo come mensa. La messa è memoriale della passione, morte e risurrezione di Gesù,
è memoriale del mistero pasquale, che è stato sì anticipato in una cena, la cena del Giovedì Santo, ma poi è stato realizzato cruentemente sulla croce il Venerdì Santo. E il sangue, che richiama la morte, il sacrificio di una vittima, fa da filo conduttore della parola di Dio di oggi. Nella prima lettura abbiamo sentito il racconto dell'alleanza tra Dio e Israele sul monte Sinai. Dio stringe alleanza con il popolo eletto, fa un patto che è sancito nel sangue. Una metà del sangue della vittima è versata sull'altare, che è segno di Dio, con l'altra metà viene asperso il popolo. Dio e popolo sono uniti dallo stesso sangue, sono diventati consanguinei. E la seconda lettura ci ha ricordato che questa alleanza antica era solo un simbolo di quell'alleanza inaugurata da Gesù nel suo proprio sangue. È Gesù che fa in sé alleanza nel proprio sangue tra Dio e l'umanità. E Gesù diventa vittima e sacerdote insieme. E il Vangelo ci ha consegnato la memoria dell'istituzione dell'Eucarestia nell'ultima cena. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue dell'alleanza. È il dono straordinario di Cristo alla sua Chiesa, che Sant'Antonio commenta così: «O carità d'innamorato, o amore dello sposo per la sposa, la Chiesa. Nell'ultima cena, con le sue mani santissime, Gesù le consegnò il proprio sangue, che all'indomani avrebbe versato per essa per mano di infedeli. Dal cuore aperto di Cristo sgorga il suo sangue, il sangue della nuova ed eterna alleanza, il sangue che ci purifica, che ci salva, il sangue che mette dentro di noi la forza dello Spirito Santo. I padri amavano dire: bevi il sangue, ricevi lo Spirito. E c'è un'altra cosa da tenere presente. Bere il sangue di Gesù significa acconsentire all'effusione del nostro sangue, significa accettare le nostre croci, le nostre sofferenze, i nostri disagi, le nostre ferite. Significa partecipare alla passione di Gesù. Allora quale preziosità acquistano le nostre croci? Unite a quelle di Gesù diventano feconde, diventano sante. E tutto questo è reso possibile dalla forza che ci viene dall'Eucarestia. E ancora Sant'Antonio che ci dice: il pane diventa il corpo di Cristo e questo conferisce l'unzione di una duplice ricchezza a colui che degnamente lo riceve. Attenua le tentazioni e suscita il fervore, addolcisce le amarezze e alimenta la devozione. Addolcisce le amarezze. I nostri giorni sono segnati da tante problematiche, da tanta sofferenza, da tanta incertezza circa il futuro. Ebbene, Gesù nell'Eucarestia, anche questa sera, ci dà forza e speranza. E un ultimo dono, un altro dono ci fa l'Eucarestia. Questa sera sono presenti anche, vi dicevo all'inizio, rappresentanti di alcuni gruppi ecclesiali che ruotano attorno al nostro santuario della spiritualità francescana, l'Ordine Francescano Secolare, la Milizia dell'Immacolata, il gruppo di preghiera Padre Pio. È lo Spirito Santo che suscita nella Chiesa diversi carismi, diversi modi di vivere la fede in Gesù. Ebbene, nell'Eucarestia tutti questi gruppi ritrovano la loro profonda unità,
diventano uno, come i chicchi di grano macinati e impastati diventano un unico pane. Allora noi siamo qui questa sera, Assemblea Santa, unita dalla stessa fede, dallo stesso Spirito. E dall'Eucarestia voi ritrovate slancio per andare e portare nella vita della Chiesa i frutti della vostra specifica ricchezza. Sant'Antonio scrive ancora: chi vuole ricevere degnamente il corpo e il sangue del Signore, cinga i fianchi col cingolo della castità e della mortificazione, rafforzi gli affetti della mente con gli esempi dei santi e traduca la parola di Dio ascoltata in opere. Sì, sull'esempio dei santi, sull'esempio del nostro santo, vogliamo far diventare vita l'Eucarestia celebrata. Il Papa Benedetto esortava i cristiani, esortava tutti noi a vivere eucaristicamente, cioè a fare della nostra vita un dono, un servizio, un'offerta, come lo è l'Eucarestia. Che per questa celebrazione eucaristica possiamo davvero diventare tutti così, diventare noi stessi Eucarestia, offerta, dono. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Al Padre, che nell'Eucarestia ci ha lasciato il memoriale vivo dell'alleanza compiuta nel corpo e nel sangue di Cristo, rivolgiamo con fiducia la nostra preghiera dicendo: salvaci, o Signore. Per la Santa Chiesa, fortificata dal pane della vita, cammini sulle strade del mondo annunciando in parole e in opere il Vangelo di salvezza. Preghiamo. Salvaci, o Signore. Per i sacerdoti, ministri dell'altare, sull'esempio di Sant'Antonio, si conformino sempre più al mistero che celebrano,
all'odi di Dio e al servizio del suo popolo. Preghiamo. Salvaci, o Signore. Per le associazioni ecclesiali dell'Ordine Francescano Secolare, della Milizia dell'Immacolata e del gruppo di preghiera Padre Pio, dall'Eucaristia, culmine e fonte di tutta la vita della Chiesa, attingano forza per vivere il loro carisma. Preghiamo. Salvaci, o Signore. Per gli ammalati, gli anziani e quanti sono nel bisogno, sperimentino la protezione di Sant'Antonio e siano sostenuti nella speranza dalla comunione al sangue di Cristo. Preghiamo. Salvaci, o Signore. Per noi tutti che partecipiamo alla mensa eucaristica, la nostra vita, in unione al corpo e al sangue di Gesù, sia vissuta in rendimento di grazie al Padre e in gesti di carità fraterna. Preghiamo. Salvaci, o Signore. So che è presente anche una coppia che celebra il 45° anniversario di matrimonio. Sono i signori Luciano e Patrizia. In qualche parte della Chiesa se ci saranno. Ecco, per loro preghiamo e preghiamo per tutte le nostre famiglie, perché davvero sostenute anche dall'intercessione di Sant'Antonio vivano nella gioia, nella serenità, nell'armonia. Preghiamo. Signore Gesù, con le parole di Sant'Antonio ti diciamo: noi crediamo fermamente e confessiamo che il pane eucaristico è lo stesso tuo vero corpo nato dalla Vergine Maria, inchiodato sulla croce, che giacque nel sepolcro e risuscitò il terzo giorno. È il tuo amore di sposo per la tua sposa, la Chiesa. Concedici di portarti nel nostro cuore per poter risorgere con te, tu che sei benedetto nei secoli dei secoli. Vogliamo vivere, Signore, offrendo a Te la nostra vita, con questo pane e questo vino. Accetta quello che noi siamo. Vogliamo vivere, Signore, abbandonati alla Tua voce, staccati dalle cose vane, fissati nella vita vera. Vogliamo vivere come Maria, l'irraggiungibile, la Madre amata, che vince il mondo con l'amore, e offrire sempre la tua vita che viene dal cielo, e offrire sempre la tua vita che viene dal cielo. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Concedi benigno alla tua Chiesa, o Signore, i doni dell'unità e della pace, misticamente significati nelle offerte che ti presentiamo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori.
rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Sacerdote vero ed eterno, Egli istituì il rito del sacrificio perenne. A Te per primo si offrì vittima di salvezza e comandò a noi di compiere l'offerta in sua memoria. Il suo corpo per noi immolato è nostro cibo e ci dà forza. Il suo sangue per noi versato è la bevanda che ci redime da ogni colpa. Per questo mistero di salvezza il cielo e la terra si uniscono in un cantico nuovo di adorazione e di lode, e noi con tutti gli angeli del cielo proclamiamo senza fine la Tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della Tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei Tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura Ti lodi. Per mezzo del Tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a Te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al Tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il Tuo Spirito i doni che Ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del Tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai Suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai Suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.
Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Tu ci hai redenti con la tua croce risurrezione. Salvaci, o Salvatore, salvaci, o Salvatore, o Salvatore del mondo. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Francesco, Santa Chiara, Sant'Antonio e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Michele, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ricordati, ricongiungi a te, ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Cogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Nella consapevolezza di essere tutti figli dello stesso Padre, fratelli tra di noi, insieme preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Pane di vita nuova, vero cibo dato agli uomini, nutrimento che sostiene il mondo, dono splendido di grazia. Tu sei sublime frutto di quell'albero di vita che Adamo non poté toccare, ora in Cristo a noi donato. Pane della vita, sangue di salvezza,
cibo di grazia per il mondo. Sei l'agnello immolato, nel cui sangue la salvezza, memoriale della vera Pasqua, della nuova alleanza. Manna che nel deserto nutri il popolo in cammino, sei sostegno e forza nella prova per la Chiesa in mezzo al mondo. Pane della vita, sangue di salvezza, vero corpo, vera bevanda, cibo di grazia per il mondo. Vino che ci dà gioia, che riscalda il nostro cuore. Sei per noi il prezioso frutto della vigna del Signore. Dalla vite ai tralci scorre la vitale linfa che ci dona la vita divina, scorre il sangue dell'amore. Pane della vita, sangue di salvezza, vero corpo, vera bevanda, cibo di grazia per il mondo. Ora, mentre continuiamo ad adorare Gesù, venuto a noi con il suo corpo, come ormai si usa in tante parrocchie, verranno raccolte le offerte per le necessità del santuario. La comunità dei frati vi esprime il più vivo ringraziamento. Approfittiamo di questo momento per la comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che io mi abbia mai a separare da te.
Mentre abbiamo il sottofondo della musica, vi do intanto alcuni avvisi, può continuare a suonare. Continua la tredicina nei prossimi giorni, alle 18:30 come stasera, la recita della tredicina con le litanie di Sant'Antonio, a seguire la messa alle ore 19. Domenica prossima, 13 giugno, solennità di Sant'Antonio, le messe saranno secondo l'orario domenicale 7, 8:30, 10, 11:30 e alla sera alle 19. Mentre nella parrocchia dei Santi Pietro e Paolo alle 17 ci sarà la messa presieduta dal parroco Don Claudio e con i parroci anche di Rustega di San Marco, e ci sarà l'affidamento dei bambini a Sant'Antonio e la benedizione con la reliquia. Per evitare assembramenti nella nostra chiesa, ecco, ci spostiamo con Sant'Antonio nella chiesa parrocchiale. Mentre alle 19 ci sarà la solenne concelebrazione, pensiamo, se non piove, davanti alla chiesa, presieduta da Monsignor Michele Tommasi, vescovo di Treviso. Ci sarà l'offerta dell'olio e l'accensione della lampada votiva, quest'anno da parte del sindaco di San Giorgio delle Pertiche. Da giugno a settembre le messe della sera, del sabato e della domenica saranno sempre alle ore 19. Bene, concludiamo con l'ultima preghiera. Preghiamo. Donaci, Signore, di godere pienamente della tua vita divina nel convito eterno che ci hai fatto pregustare in questo sacramento del tuo corpo e del tuo sangue, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti oggi nella memoria di Sant'Antonio, vi benedica, vi protegga, vi confermi nella sua pace. Cristo Signore, che ha manifestato in Sant'Antonio la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Lo Spirito Santo, che in Sant'Antonio ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulle vostre famiglie e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita santa, andate in pace. O dei miracoli in Clito Santo dell'Alma Padova, tu te l'hai vanto, benigno guardami, prono ai tuoi piedi. O Sant'Antonio, prega per me. Benigno guardami, prono ai tuoi piedi. O Sant'Antonio, prega per me. Col vecchio il giovane a te sen viene e in atto supplice chiede ed ottiene. Di grazie arbitro Iddio ti fe. O Sant'Antonio, prega per me. Di grazie arbitro Iddio ti fe. O Sant'Antonio, prega per me.